Ragazzi, come avevamo già detto, il tempo peggiorerà verso l'11, diciamo dal 9 all'11, ma solo al nord. Ecco qui vi ho fatto uno screenshot del mio modello meteo e vi faccio vedere che il maltempo in effetti è sulla Lombardia, sul Friuli Venezia Giulia. Questo è lo scenario che si presenta il 10 e l'11 di luglio. Avevano detto anche al sud, ma come potete vedere ragazzi non ci sta nulla, solo sole. Quindi vedete a Firenze in effetti c'è la pioggia, dove vedete queste diciamo macchie verdi lì c'è la pioggia, dove sta il blu è freddo e diciamo è questo. Ciao Luca, questa è la previsione. Loro avevano detto che anche al sud arriverà questo diciamo freddo come avevano detto loro. Ciao Luca, ciao. Quindi non è vero nulla, in effetti sarà Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Torino, Veneto, Firenze, l'Emilia Romagna. Quindi ciao Sofia, quindi come potete vedere da Roma in giù ragazzi, anche la Sicilia che non si vede qua perché diciamo è stretto lo schermo, ma non ci sta nulla. Quindi solo dove sta questo verde, guardate, è solo quella lì è pioggia, il blu invece è il freddo, il fronte freddo in arrivo. Quindi come potete vedere non è vero come dicono i tanti meteo che colpirà anche il centro-sud. Già il centro, se riflettete, non lo colpisce in pieno. In effetti già Roma in giù non ci sta nulla ragazzi, quindi questa è la previsione. Sì, sì, grazie, guarda, questa è la previsione 10 e 11 luglio. E molti media avevano detto che 9, 10 e 11 qua ci stava un casino di pioggia. Ciao Marcella. Ma come puoi vedere, guarda, ho fatto lo screenshot del mio modello medio proprio per far vedere com'è la situazione in effetti. Quindi questo è quello che si aspetta il 9, 10 e 11 di luglio. Cioè da Roma in giù ragazzi, caldo, caldo e caldo. Come potete vedere dove è più rosso significa che la temperatura in effetti, vedete, dove sta Bari è più rosso, quindi significa più calore. Quindi questo è caldo in effetti. Mentre già sull'altra parte, quindi sì, sì, questo è il modello medio che ho io. Ho fatto lo screenshot, l'ho scaricato sul cellulare e poi l'ho messo sul video per far vedere proprio che succede questi 2 giorni in effetti. Questo è quello che dice, quindi andando poi avanti ragazzi finisce il maltempo e tutta l'Italia è di nuovo rossa. Quindi questo è giorno 9, 10 e 11. Questa è la previsione, quindi come potete vedere ragazzi da Roma in giù, ma anche in Sicilia non ci sta nulla, zero. Quindi è inutile che dicono sui meteo che anche al sud arriverà il freddo, perché ragazzi lo vedete stesso voi, non ci sta niente. Quindi si possono sparagnare queste fandonie, diciamole così, che le fanno solo per attirare attenzione. Sì, sì, vedi, da Roma in giù è secco proprio, come avevo detto io, per 15 giorni ragazzi, qua non se ne parla proprio, almeno fino a 15 di luglio e come vedi giù. Solo questa perturbazione, diciamo, del 9, 10 ed 11. Allora, il 9, 10 e l'11 è come vedi sopra, qui. Quindi in effetti è questo il maltempo che deve arrivare. Ma poi da Roma in giù, Sicilia, Corsica, nulla ragazzi. C'è questa piccola nuvola vicino Sassari, ma niente, non è pioggia, è tipo una nuvola, ma niente di più. Quindi le macchie blu sono fredde, in effetti è freddo. Le macchie verdi è la pioggia. Però fateci caso, dentro la pioggia c'è il caldo, vedete le macchie rosse? Quindi in effetti pioverà ma farà caldo al finale.
E secondo me adesso fai bene, fai un'ibernazione, ti svegli a settembre. Quindi ragazzi, per ora non se ne parla del freddo. Sembra un casino, grazie. Comunque ragazzi, sì, sì, è la solita, sì, sì. Questa è la previsione che si prospetta dal 9 all'11. Non è vero che a sud farà freddo, non pensate a queste cose perché, ripeto, l'ho controllato e vi ho fatto la foto proprio per farvi vedere il modello Medo. No, no, grazie, non è che cosa vuole da te, lo fa per tutti, non è un problema personale, lo fa con tutti, quindi non è perché ce l'ha con te, quindi non è un problema tuo, non ce l'ha con te, ce l'ha con tutti. E guarda, allora, secondo me tutto questo verde è un forte temporale che arriverà e farà danni sicuramente, quindi come hanno detto sarà un temporale molto violento, di breve intensità però violento, quindi sicuramente farà danni, perlomeno dove ci sono queste aree verdi come puoi vedere, gialle e rosse. Lì in effetti il rosso è il calore, il verde è l'acqua e quindi si mescolerà freddo e caldo e quindi secondo me succede il patatrack come lo chiamo io, arriverà sicuramente un forte tempesta, grandine. E no, prende gli account, ciao Anna, per parlare con me, capisci? Non vuole nulla da nessuno, vuole solo, capì? Vedere i miei video, questo è. Che poi ha altri motivi, non lo so, Anche perché potrebbe fare un account normale, quindi non prendere degli account degli altri o mettere il nome uguale, però che ti devo dire, qua è tutto strano. Quindi ti torno a ripetere, non lo so. Sì, sì, guarda, è un casino, stamattina di nuovo in tribunale, un casino esagerato ho fatto, a momenti, a momenti arrestavano a me, quindi ho fatto un casino della Madonna e credo che stavolta faranno molto di più di quello che già hanno fatto, quindi lo spero veramente, perché stamattina sono corsi tutti quanti da me e magari il tribunale un po' di casino ogni tanto ci vuole. E no, no, non sono andato proprio con la testa all'incontrario perché non posso andare tutti i giorni in tribunale, capisci? Cioè, o prendete un provvedimento serio. Sì, sì, lo so, ma io, guarda, il giudice lo sa che copia gli account di tutti, gliel'ho spiegato, gli ho spiegato, stamattina mi sono, diciamo, un po' alterato, ma anche perché deve vedere che cosa deve fare lei e mette, non so, un ordine in tutta Italia, non lo so, io non sono un giudice, quindi lo deve fare lei, anche perché questa è una donna, quindi. No, ma allora immagina che il Tribunale di Salerno non ci sta aria condizionata. Puoi parlare, bisticciare, dire quando prendete a questo, è così, è così, è questa sta qua, è quella l'ultima volta l'abbiamo vista qui, è un casino sempre, al finale devo bisticciare sempre. No, ma questa è, puoi sparagnartela perché stavolta stamattina ho fatto un bel casino, quindi faranno il loro meglio perché sono andato proprio con la testa all'incontrario. Ho detto a me arrestate a me o arrestate a lei, ho detto scegliete. Perché è arrivato a un certo punto o mi fai a me o fai a te. Dove stai è difficile, Milano, qua, a Roma, a due o tre parti sono che può stare. Però giustamente io ho chiesto che venga trovata assolutamente, non mi interessa dove sta. Questo non è un mio compito, è il compito loro. Quando vogliono a me subito sanno dove trovarmi a me. E vengono qui e dicono Macchione per piacere può venire in tribunale. Da me chiamano sempre.
e Alessandro là si moriva in tribunale, ma ti giuro, a parlare, a spiegare, ma non ci stava perché stanno cambiando il tribunale qui, capisci? Hanno fatto quello nuovo e quello vecchio dove vado io. Non ci hanno tolto i condizionatori e tutto perché si trasferisce in un'altra parte di Salerno, quindi immagina che casino. Quindi stamattina per parcheggiare, per trovare un posto a Salerno, un casino perché qua quando è estate è sempre pieno, mi pare proprio che arrivano da tutti i lati i turisti qua. Quindi già scendere a Salerno per me è un'impresa, eppure è vicino, sono 5 km, 4 km. Però ti posso assicurare per scendere a Salerno 4 km ti fai un'ora di auto. Perché c'è traffico che fa paura, ragazzi. Poi arrivano i turisti dall'America, non so, dagli inglesi, non si capisce costa crociera. È un casino proprio. Quindi al finale in questo mese secondo me sarà andato 20 volte in tribunale, quindi mi sono scocciato proprio. E ogni volta facciamo un'aggiunta, 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 un'aggiunta. Però credo che stavolta il giudice e il PM siano andati di fuori peggio di me. Però ragazzi speriamo di risolvere questa situazione perché davvero non se ne può più. Io fortunatamente ho risolto anche il fatto del passaporto, quindi a breve andrò via. Sicuramente o Finlandia o Norvegia, non lo so, però continuerò sempre a fare video come già avevo detto, quindi parto per lavoro per fuori dall'Italia. Lo so, grazie, ma fai una denuncia, non lo so, vai alla polizia postale e glielo dici. Quindi, al finale, ragazzi, se vi rubano l'account, fate una denuncia alla polizia postale con dicendo che l'account è stato clonato oppure è stato l'ha preso uguale a voi e fate una cosa così. Tanto la signora sta messa proprio male, quindi uno in più, uno in meno non cambia nulla. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata. Comunque la previsione meteo per il 9, 10 e 11 è questa che vi ho fatto vedere. Come potete vedere, a sud scordatevelo che non piove, quindi pioverà solo centro-nord, neanche tutto il centro, un po' su Firenze, il lato Adriatico. Quindi ragazzi, arrivederci a tutti e ci sentiamo alla prossima puntata, al prossimo video o notizia. Spero stavolta di fare una notizia buona, ma non lo so, grazie, ti dico una bugia. Ciao ragazzi.